Amici sportivi, buon pomeriggio da Davide Sardo e dal cameraman Simone Pietracostanza. Campo di Aragona, campo neutro per il big match della promozione Raffadali Campofranco. Campofranco in testa alla classifica con 46 punti, Raffadali in zona playout a quota 29, vietato sbagliare per entrambe le formazioni. Nobile di testa per Monreale, la palla è lì, Scillufo sul fondo. Palla gol per il Campofranco al sesto del primo tempo con Scillufo. Ancora Di Franco per Arrigo, attenzione, ha spazio il numero 11, il cross invitante per Vella e rischia l'autogol il numero 2 Favata. Raffadali vicino al vantaggio con le mani, ancora Arrigo per Scifo, il cross in aria, esce Nicosia, poi si ferma, la palla è lì, Vella, la conclusione, Di Franco, la parata, salva risultato di Nicosia. Tutto il Raffadali tranne Di Franco è in difesa, svetta Di Bella, poi la conclusione del numero 11 Nobile e la super parata del portiere Barbello in calcio d'angolo. Carbone scrudato, stoppa il pallone, lo perde Di Franco, attenzione Di Franco a tu per tu con Nicosia, Di Franco, pallonetto sul fondo, palla gol colossale fallita da Giuseppe Di Franco. A tu per tu con Nicosia al 34esimo, il Raffadali ha gettato alle ortiche il possibilissimo 1-0. Attenzione, la palla filtra, Satta, la conclusione sul fondo, palla gol per il Campofranco con Satta, battuta il calcio d'angolo, la palla è lì, traversa colpita da Carbone, Barbello sistema la barriera, parte Giovanni Monreale sul secondo palo, non c'è nessuno, Barbello fa su il pallone e finisce qui il primo tempo 0-0. Fischia Andrea Suaria, parte Piazza sul secondo palo, la palla è lì di testa, la traversa ancora del Raffadali con Vella, si salva ancora il Campofranco, poi al centro servito Nobile, passaggio ottimo per Satta, Satta mette la palla in mezzo, rete, ha segnato il Campofranco, la dura legge del gol si materializza allo stadio di Aragona, gol sbagliato, gol subito, segna il Campofranco, autorete di Toni Tilaro, è pronto il portiere Barbello a mettere palla lunga, poi Di Franco, attenzione, servito Scifola, botta di Scifo, rete, un Eurogol di Scifo, una partita incredibile, 1-1, tutto in 2 minuti tra Raffadali e Campofranco, ma in campo questo divario non si è visto assolutamente. Attenzione ancora al Raffadali, un'altra palla gol di Vella che impegna severamente Nicosia. 2 cambi per il Campofranco, escono 2 giocatori d'eccellenza, Privitera che non la prende bene e anche Giovanni Monreale il capitano, dentro con la maglia numero 15 Oliver Kozma e con la maglia numero 17 l'attaccante Zambito, 2ex Favara. Se ne va sul fondo il cross invitante di testa, attenzione Zambito e poi non riesce a buttarla dentro, scudato. Ancora Satta, il cross sul secondo palo, arriva Scillufo, ancora Scillufo, il cross, la palla è lì, salva Barbello sul colpo di testa di Zambito. Kozma se ne va sulla fascia destra, arriva Scifo che prova a fermarlo, non ci riesce, Zambito, la conclusione, Barbello risponde da gran campione, palla gol per il Campofranco al 27esimo della ripresa. Scillufo punta alla porta, il numero 8 del Campofranco, il passaggio in profondità per Zambito, Satta, attenzione Zambito, la palla è lì, si salva il Raffadali, un'altra palla gol clamorosa per il Campofranco di questo secondo tempo, rimessa con le mani per il Campofranco, la palla è lì, attenzione, poi Nobile, la conclusione sul fondo, punizione per il Campofranco, parte Scillufo, la palla è lì, Barbello riaffaccia in zona promozione, la rete, ha segnato il Raffadali, un Eurogol di Franco, pazzesco, un gol clamoroso da oltre 30 metri, il gol del Raffadali proprio al 90esimo, Raffadali in vantaggio contro la corazzata Campofranco, un gol
La cineteca di Giuseppe Di Franco. Finisce qui la partita, Raffadali batte Campofranco 2-1. Giochiamo fuori casa, abbiamo una media, oggi penso di aver avuto un 6-7 palle gol e ne abbiamo fatti uno, loro ne hanno avuto 4 e ne hanno fatti 2, alla fine chi riesce a fare gol si porta a casa i punti. La classifica adesso si accorcia maggiormente, domenica c'è il big match con la seconda. La classifica si accorcia, le partite si accorciano pure, adesso ne rimangono 7, abbiamo 2 punti di vantaggio, altre partite eravamo a pari punti, altre partite eravamo un punto avanti, ancora nessuno ci ha superato, domenica ci sarà una grandissima battaglia, se facciamo un risultato pieno con il Riviera Marmi io penso che il Campofranco non è morto, ha dimostrato anche oggi di essere pimpante, voglioso e ha dimostrato di essere la prima alla classe, perché è venuto qua anche se ha perso ma ha dimostrato di essere superiore. Abbiamo avuto il merito di aver affrontato il Campofranco, diciamo, a viso aperto, senza aver fatto barricate, pur mancandomi, diciamo, 2 pedine molto importanti e fondamentali come Oceda e Avarello. Io devo dire che il Campofranco forse è la squadra migliore e sicuramente vincerà il campionato. Ha avuto il merito di partire molto bene, soprattutto nella fase iniziale dove ha cercato magari di fare subito gol e ottenere, diciamo, il vantaggio. Noi siamo stati bravi, diciamo, a chiuderli e bravi a ripartire. Poi diciamo, nella fase finale della partita era una partita che potevamo, diciamo, vincere noi e vincere loro, era una partita, diciamo, dove le occasioni erano da entrambe le parti, però va dato merito, diciamo, ai miei ragazzi, ripeto, pur in formazione rimaneggiata, di aver diciamo, ottenuto un grande risultato e oggi avevo, diciamo, una squadra giovanissima, parecchi, diciamo, juniores in campo e va merito a questi ragazzi qua.